questi successi, questi ragazzi, cosa significa comunque presentarsi anche a livello nazionale e vincere tante cose importanti? Penso che per la Sardegna e per Porto Torres in questo caso sia una cosa importante. Noi stiamo cercando di lavorare al meglio, le potenzialità ci sono, anche perché i ragazzi hanno voglia di fare e di lavorare, in palestra si impegnano, i risultati arrivano perché appunto è frutto di lavoro, di dedizione e soprattutto di passione. Roberto dopo una pausa è riuscito finalmente a trovare la sua condizione ottimale e in effetti l'anno scorso ha ottenuto questo bello risultato diventando campione regionale dilettanti prima serie 2005. Agli assoluti ha fatto un ottimo incontro con un pugile di valore veramente incredibile, faceva parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo più importante. Ecco, io credo che dovremmo avere delle immagini, non so se siano pronte perché in realtà in scaletta io sto guardando, sarebbe dovuta essere i contributi, eccoli qua, queste sono le immagini, ecco, sì, stavamo dicendo, ci prego. Ci troviamo sul ring di Lemoore in California l'ottobre scorso, dove abbiamo fatto appunto una trasferta portando 5 pugili e ottenendo veramente un ottimo risultato, soprattutto sotto l'aspetto dell'esperienza. Devo precisare che in America il pugilato per il momento viene praticato così a livello dilettantistico sotto il mero impegno fisico, nel senso che comunque non badano troppo alla tecnica, quindi vogliono proprio fare a pugni, mentre noi prediligiamo sicuramente l'aspetto tecnico e tattico. In effetti se vediamo questo match, questo sicuramente è Ivan, anzi no, è Robertino Iba, che ha fatto una vera impresa, ha battuto per 4 riprese l'americano, però il verdetto poi è stato comunque contrario, perché purtroppo insomma anche queste succedono. Comunque ripeto, noi continuiamo a lavorare e a presentare questo sport in maniera sempre più pulita, più particolare, perché venga sempre amata come è sempre stata amata. I successi arrivano perché, lo ripeto ancora, è frutto di lavoro e di impegno e soprattutto di serietà nell'organizzazione e nella capacità di presentare un prodotto vero. Giusto, giusto. Ancora le immagini, ancora i nostri sacri. Noi tra l'altro parliamo di box, ma dobbiamo ricordare che qui a Olbia c'è un grande campione che è Manu Drotto, al quale facciamo un grande applauso. Abbiamo provato a invitarlo oggi, però era molto impegnato, lo salutiamo, un grande saluto a Manu Drotto, speriamo che venga a trasmissione quanto prima. Ma cosa è cambiato tra la box che so di 20 anni fa e quella di oggi? Perché prima si andava sul ring anche con altri pensieri, no? Certo, come dicevo prima appunto, ora si predilige molto di più la tecnica, sicuramente cerchiamo di far così, studiare al ragazzo il match, l'incontro, fargli capire che è necessario usare l'intelligenza come in tutti gli sport perché appunto si rischi di meno e si produca meglio. Questa è la nostra nuova scuola, quindi chiaramente utilizzando nuove metodologie di allenamento, anche noi aggiornandoci come tutti sia sotto l'aspetto tecnico che fisico, quindi sulla preparazione fisica. Noi abbiamo un ottimo preparatore atletico che è il nostro direttore sportivo Gavino Mura, che ne approfitto per salutarlo, che so che ci sta seguendo. Ripeto, lavoro, l'impegno e soprattutto praticità nel poter così mettere in atto nuove tecniche e nuove metodologie e quindi sicuramente all'avanguardia rispetto ai vecchi stereotipi del pugilato dove appunto vedevamo solo sangue e facce disastrate, cose che ora non si vedono più. L'appuntamento con Die Pro Die è rinnovato a domani. Arrivederci.